In Turchia Erdogan usa la pandemia per censurare e opprimere l'opposizione. La geopolitica e il coronavirus schiantano il nuovo governo in Kosovo. La pandemia rallenta ma non cancella la rotta balcanica dell'immigrazione. I medici dei paesi dell'Est volontari in Italia per combattere il Covid. L'epopea dei sovietici che hanno combattuto come partigiani in Italia. La notizia della morte di Helin Bolek, 28 anni, è sfumata come un titolo di coda nell'emergenza del coronavirus. È finita avvolta nella nebbia, proprio come quella alzata dal fumo dei lacrimogeni che la polizia ha usato per disperdere la piccola folla che si era radunata per partecipare al suo funerale. La voce della cantante si era spenta prima ancora che il suo corpo si arrendesse, stremato da un'agonia di 288 giorni. Tanto è durato lo sciopero della fame che Helin Bolek aveva scelto come forma di protesta la più dolorosa ed estrema per denunciare il veto con cui il governo aveva zittito lei e la sua band, Grup Yorum. Alcuni membri del gruppo sono in carcere per terrorismo, con l'accusa di far parte del Fronte Popolare di Liberazione Rivoluzionario, un'organizzazione armata di estrema sinistra che ha al suo attivo una lunga storia di omicidi, sequestri e attentati. Gli stessi capi di imputazione che nel 2016 erano costate a Helin Bolek 2 anni di prigione fino al suo proscioglimento lo scorso novembre dall'accusa di terrorismo armato. Al tempo del coronavirus, la crisi rischia di diventare uno strumento di erosione dello Stato di diritto e la denuncia di Andrew Gardner di Amnesty International Turchia. Sulla spinta dell'emergenza il governo sta rafforzando il suo potere, la sua presa sulla società, fino a spegnere le voci del dissenso e il ripetersi di uno schema che vediamo anche altrove, ma che qui in Turchia è stato già sperimentato in altre situazioni critiche, come durante l'intervento militare in Siria. Allora, come oggi, le voci fuori dal coro sono considerate alla stregua di un tradimento e come tali vengono perseguite. Per far da argine all'epidemia, una delle misure cardine adottate dal governo è stata un'amnistia, decisiva per disinnescare quella che rischiava di diventare una bomba sanitaria, pronta a esplodere tra i circa 300.000 detenuti che affollano 375 carceri, la cui capienza massima non supera le 120.000 unità. Dal pacchetto di riforme giudiziarie voluto da Erdogan e dalla sua maggioranza e contestato dall'opposizione, restano tagliati fuori dissidenti, attivisti e i 102 reporter finiti dietro le sbarre per terrorismo e condannati a pene che sommate superano i 1000 anni di carcere. Nell'amnistia abbiamo visto uno sviluppo positivo, purtroppo le restrizioni con le quali è stata applicata ci hanno profondamente deluso. In carcere restano persone finite nelle maglie della giustizia senza che a loro carico emergessero solide prove solo per aver esercitato i loro diritti, la loro libertà di espressione. Le leggi sul terrorismo sono state spesso usate per ammantare accuse che avevano solo motivazioni politiche. L'emergenza coronavirus ha ridato fiato alla gran cassa nazionalista, un clamore che non ha abbassato i toni neppure quando la Turchia è diventata il principale focolaio di infezioni al di fuori di Europa e Stati Uniti. 7 giornalisti sono stati arrestati per i loro articoli spiazzanti sul propagarsi dell'epidemia. Diffondevano il panico, questo l'atto d'accusa che li ha inchiodati. Silenziata anche la piazza virtuale dei social. Solo nell'ultimo mese, secondo fonti del Ministero degli Interni, sono stati passati al setaccio quasi 6.000 account e più di 300 utenti sono stati messi sotto inchiesta per i loro post definiti provocatori. Purtroppo, il prendere di mira giornalisti o utenti dei social era già una prassi in Turchia. Ancora una volta il governo non si sta facendo scrupoli nel perseguire apertamente tutti i commenti considerati scomodi, anche quelli che si limitano semplicemente a sollevare interrogativi sull'operato delle autorità. Una censura che spazia dalla TV alla carta stampata ai social media. I giornalisti ancora una volta sono bersagli che si ritrovano sulla prima linea, ma la verità è che chiunque osi esprimere dissenso sul web, perfino chi lo fa dietro lo schermo dell'ironia, diventa un obiettivo. L'ombra nera del coronavirus sta nascondendo importanti sviluppi politici nei Balcani.
In Kosovo, alla fine di marzo, il Parlamento ha sfiduciato il governo del nazionalista di sinistra Albin Kurti, il leader di Vete Vendossi e Autodeterminazione. Kurti si presentava come l'alternativa alla vecchia classe dirigente kosovara protagonista della lotta per l'indipendenza del paese dalla Serbia. Il prestigio degli ex combattenti, ad iniziare dal capo dello Stato Hasim Taci, negli ultimi anni si è appannato nella corruzione e nell'incapacità amministrativa. Kurti aveva formato il governo in febbraio insieme ai conservatori della LDK, un'alleanza fragile che non ha retto all'urto del coronavirus. Il premier voleva introdurre il confinamento sociale, decisione definita incostituzionale dal presidente Taci, posizione questa condivisa dal ministro dell'interno Aghin Velju. Il governo così diviso non ha retto in Parlamento. La politica è un mestiere, una professione, e Albin Kurti ha dimostrato di non essere passato di ruolo. È rimasto un rivoluzionario senza voler diventare un politico. Ha fatto due grandi errori. Il primo è quello di voler continuare a minare la credibilità di quello che poi è diventato il suo partner di governo, cioè il partito LDK, la Democrazia Cristiana Kosovara. E il secondo grande errore è stato quello di non voler implementare le speranze politiche degli Stati Uniti d'America nella regione, cioè, primo di tutti, l'abbassare, ovvero eliminare immediatamente le tasse e le tariffe doganali tra la Serbia e il Kosovo. Nei mesi scorsi gli Stati Uniti hanno preteso da Kurti la revoca dei dazi sulle importazioni dalla Serbia. Kurti aveva tergiversato e questo ha irritato il Dipartimento di Stato. Gli Stati Uniti sostengono tutti coloro che riconoscono gli Stati Uniti come padri fondatori del Kosovo e quindi direi in gran parte la vecchia guardia politica dell'elite politica kosovara. Ora, direi che è stato molto chiaro su questo punto, ad esempio il presidente del partito LDK, il secondo partito di maggioranza, il signor Mustafa, ha scritto una lettera aperta una settimana prima dell'inizio della crisi di governo, pubblicata in Kosovo, della quale chiaramente definisce che l'interesse suo, del partito e anche quello del Kosovo sono una grande amicizia con gli Stati Uniti d'America. Quali sono gli interessi americani in Kosovo? Beh, quello di tenere il Kosovo sotto controllo e fuori da ogni possibile influenza straniera. Ciò significa fuori da una possibile influenza russa, fuori da una possibile influenza di destabilizzazione serba o cinese o turca. All'attivismo statunitense il rappresentante europeo per la sicurezza, lo spagnolo Josep Borrell, ha risposto nominando un suo plenipotenziario per il Kosovo, il diplomatico slovacco Miroslav Lajčák. Direi che si tratta di un passo doble dal suicidio diplomatico, la scelta di Lajčák come un inviato speciale per il Kosovo. Ricordiamo che Borrell ha preso il posto della Mogherini e Borrell, come altro rappresentante dell'Unione Europea, arriva da un paese che non riconosce, non desidera riconoscere l'indipendenza del Kosovo, cioè la Spagna. Ora sarebbe stato corretto controbilanciare questa scelta con qualcuno diciamo più bilanciato nei confronti sia della Serbia che del Kosovo, e invece no, la scelta è ricaduta di nuovo su un'altra persona che arriva da un altro paese che non riconosce il Kosovo. Gli abitanti di Pristina si sono nel frattempo fatti sentire dai loro balconi e dalle loro finestre, battendo pentole e coperchi hanno protestato contro la politica che invece di affrontare la pandemia si divide e divide le persone. Sono stati più di 7.000 i migranti arrivati in Friuli Venezia Giulia nel 2019, con picchi di centinaia di rintracci a settimana nei mesi più caldi. Rimane l'incognita delle persone che sono arrivate, sono passate senza mai essere viste da nessuno, che sicuramente portano questo dato a sopra 10.000 transiti. Sui sentieri del Carso per buona parte dell'anno passato si potevano incontrare vestiti ed effetti personali lasciati a terra dopo l'attraversamento del confine con la Slovenia da parte di persone per lo più provenienti dall'Asia, Pakistan e Afghanistan in testa. La situazione è radicalmente cambiata con l'inizio dell'emergenza Covid-19. Nelle prime settimane di crisi gli arrivi si sono praticamente azzerati, salvo riprendere a ritmi ridotti a partire da metà aprile. I dati sono confermati anche dall'ultima analisi di Frontex, che indicano un calo di oltre il 50% del flusso migratorio. C'è difficoltà ad attraversare la Croazia, la Slovenia, che a loro volta hanno adottato misure di contenimento importanti, quindi i filtri sono più forti. Così la prefettura di Trieste si sta preparando a uno scenario simile a quello dell'anno passato,
con una grande difficoltà in più: il rischio sanitario legato proprio al coronavirus, che impone rigidi controlli. In una tenda militare si svolgono le operazioni di triage per verificare lo stato di salute di chi è appena arrivato. Sono stati fatti per precauzione anche un paio di tamponi, nessuno positivo. L'altra difficoltà è dovuta alla necessità di porre qualsiasi straniero giunto in Italia in isolamento fiduciario in un luogo, sempre lo stesso, dove bisogna rimanere per almeno 14 giorni. C'è un hotel per la quarantena dei migranti a Trieste, ma i suoi 40 posti non sono sufficienti. Stiamo anche ragionando sull'individuazione di nuove strutture da poter individuare proprio per far fronte a un'eventuale ripresa degli arrivi. Non ci sono stati focolai di Covid-19 tra i migranti della rotta balcanica, ma il rischio esiste. Dalla Turchia, passando per la Grecia e la Bosnia, il concetto di distanziamento sociale è difficile da far rispettare. Quelle che in Bosnia vengono chiamate strutture di accoglienza, qua sarebbero paragonate poco più che a casi, che a luoghi occupati, diciamo degradati sostanzialmente, a malapena gestiti. Oltre alle presunte violenze delle polizie dei paesi di transito denunciate da ECS e da altre organizzazioni, il percorso si è fatto più caro a causa delle richieste economiche più esose dei trafficanti. Quando prima con 1.500-2.000 euro si riusciva ad attraversare i Balcani, adesso il prezzo risulta quasi il doppio. 4.000 euro dunque solo per il tratto finale di un lungo viaggio, cominciato in media 2 o 3 mesi prima, magari in una remota provincia del Pakistan. Ma chi sono questi trafficanti? Il profilo di quello che viene chiamato lo scafista di terra per anni è stato gestito ed è stato dominio delle mafie balcaniche, quindi delle mafie radicate qui sul territorio. È stato gradualmente sostituito e soppiantato da quello che è il migrante stesso. Il gruppo di pakistani viene favorito nei vari passaggi alle frontiere dal pakistano, il gruppo dei migranti afghani viene favorito da un trafficante afghano. Una colonna di camion militari con le bandiere russe percorre l'autostrada A4. A bordo un centinaio di medici militari. È il 26 marzo. In Lombardia i contagiati da coronavirus sfiorano quota 35.000, 4.800 i morti. I positivi al virus sono raddoppiati in 10 giorni. I sanitari inviati da Mosca sono diretti a Bergamo, diventata ormai epicentro dell'emergenza. Da parte russa ci saranno 8 brigate che lavoreranno insieme ai colleghi italiani, sia in terapia intensiva che subintensiva. Per quel che riguarda la lingua, ogni brigata ha un interprete per dialogare al meglio con i malati. 3 squadre di medicina di emergenza in servizio tutto il giorno su 3 turni e poi addetti alla sanificazione. La campagna di aiuto all'Italia comprende anche forniture sanitarie ed è stata promossa da Mosca con lo slogan «Dalla Russia con amore». Accanto alla solidarietà verso un paese storicamente considerato amico all'interno della NATO e dell'Unione Europea, c'è chi però vede anche motivazioni strategico-sanitarie. Raccogliere informazioni sul campo per avere un quadro diretto della situazione con qualche settimana di anticipo potrebbe fare la differenza per fronteggiare il dilagare della pandemia a casa propria. A Bergamo da Mosca è arrivata anche un'unità militare specializzata nelle operazioni di contenimento chimico-batteriologico. Unico nel mondo, la Russia possiede 15 di questo tipo di laboratori che possono rilevare la situazione epidemiologica in qualsiasi punto del mondo, una cosa veramente unica di avanguardia. I nuovi rinforzi di personale sanitario giungono dall'Albania e dalla Polonia. Andranno a Bergamo ma anche a Brescia, nuovo fronte critico lombardo dell'epidemia. Tra la trentina di medici e infermieri sbarcati a Orio da Tirana, quasi tutti parlano in perfetto italiano. Le inflessioni regionali raccontano legami radicati con il nostro paese. C'è un pezzo di cuore in Italia in quanto ho vissuto per 15 anni a Napoli, studiato qua. Questa è una possibilità forse modesta, ma di offrire anche il nostro servizio qua e spero e sono sicura che vinceremo questa battaglia tutti insieme. Dove c'è più bisogno c'è il supporto e speriamo che ce la facciamo a dare questo supporto qua per poi ritornare nel nostro paese e dare pure là. Di legami storici con l'Italia parla anche il console generale polacco che accoglie il 30 marzo una delegazione di 15 medici in arrivo da Varsavia. I polacchi hanno ancora vivo nella mente il ricordo della vostra solidarietà con Solidarność, i vostri trasporti umanitari che arrivavano alla Polonia
E adesso noi vi vogliamo ringraziare stando al fianco ai medici italiani che fanno questo enorme sforzo. Ancora dall'est Europa, ancora da un paese con forti legami con l'Italia, gli arrivi più recenti in Lombardia di personale medico dall'estero per fronteggiare l'emergenza coronavirus. Il 7 aprile 11 medici e 4 infermieri rumeni atterrano a Milano per andare a sostenere i colleghi di Lecco. Come ricorda il presidente rumeno, il loro contributo va ad aggiungersi ai 10.000 sanitari rumeni che già vivono e lavorano in Italia. Come rumeni siamo riconoscenti al fatto che gli italiani hanno accolto i rumeni. Siamo 2 o 3 settimane indietro rispetto a voi, ma arriverà anche lì l'onda. Il periodo che lo stiamo vivendo è uno molto difficile, però quello che sappiamo è il valore dell'amicizia. Le prime equip stanno rientrando nei paesi d'origine, il picco sembra alle spalle, ma resta l'eredità di una solidarietà internazionale fino a ieri per nulla scontata. Eroi di due popoli, così li considerano in Russia. Sono i partigiani sovietici che hanno partecipato alla resistenza in Italia. Un contributo rilevante, ma spesso dimenticato. E invece furono proprio loro, scappati dalla prigionia e dai campi di lavoro nazisti, a formare, dopo l'armistizio dell'8 settembre del 1943, i primi nuclei di combattimento in montagna. Almeno in 5.500 ripresero in mano le armi in difesa della libertà propria e dell'Italia. Più di 400 furono uccisi e molti ancora oggi sono dati per dispersi. Alla memoria di 4 di loro l'Italia ha conferito medaglie d'oro al valor militare, figurano tra i pochissimi stranieri decorati con la massima onorificenza. Il più famoso è Fyodor Poglietajev, nato a Riasagne e morto in battaglia il 2 febbraio del 1945 a Cantalupo Ligure sugli Appennini. È sepolto a Genova, ma qui a Mosca gli hanno intitolato una via, una scuola, un grande parco e poco lontano hanno eretto questo monumento. Poi ci sono l'ucraino Nikolai Buyanov, ucciso a Cavriglia, in provincia di Arezzo, il russo Danil Avdieev, alla guida del battaglione Stalin in Carnia, e il georgiano Foreh Musulishvili, che sulla riva piemontese del Lago Maggiore si sacrificò per salvare i compagni. Imprese, rievocate in Russia in vista del 75° anniversario della vittoria contro il nazifascismo, un successo che l'allora Unione Sovietica pagò a carissimo prezzo, 27 milioni di morti. Quest'anno la tradizionale parata del 9 maggio è stata rinviata a causa della pandemia di coronavirus, un nemico invisibile che si sta portando via gli ultimi reduci. Massimo Ecli, professore alla Biblioteca Lenin di Mosca, si dedica da anni al ricordo dei partigiani sovietici attivi nella resistenza italiana. Io abitavo nel paese di San Gino di Montagna, in provincia di Verona. Da quando ero bambino vedevo sempre questa tomba nel cimitero del mio paese di questo partigiano sovietico ignoto. La curiosità l'ha spinto fino a stilare un lunghissimo elenco di nomi, luoghi, circostanze che rendono bene l'ampiezza e l'importanza del contributo dei sovietici alla lotta contro il nazifascismo in Italia. Molti italiani che si davano alla macchia non conoscevano l'uso delle armi e invece loro lo conoscevano alla perfezione. Il nonno di Tatiana, Anatolij Tarasenko, siberiano, fu catturato dai tedeschi vicino a Leningrado, oggi San Pietroburgo, e trasferito prima in un campo di prigionia in Estonia e poi in Italia, dove riuscì a scappare, a mettersi a capo di un'unità della resistenza a Monterotondo, vicino a Roma. Durante una missione si fermò a pernottare a casa di Domenico De Battistis. Mio nonno aveva fatto amicizia con quella famiglia, con Amelia, la moglie di Domenico, e i loro 2 figli. La mattina dopo però arrivarono i tedeschi per un'ispezione. Doveva fuggire subito, di nascosto, ma Amelia gli prestò un vestito del marito e gli mise in braccio il più piccolo dei suoi figli, Fausto, che allora aveva solo 3 anni. Disse qualcosa al bambino nell'orecchio e poi spinse mio nonno verso l'uscita. Alla porta fu bloccato dai militari nazisti. Lui stette in silenzio, ma proprio in quel momento il piccolo Fausto lo abbracciò esclamando «Papà, papà!». I tedeschi allora lo lasciarono andare, senza immaginare che in realtà avevano di fronte un partigiano sovietico. Tutto accadde in fretta, ma fu molto pericoloso. Per questo sarò sempre grata a Fausto. Ha rischiato di far fucilare tutta la sua famiglia, ma così ha salvato mio nonno e tante altre vite, compresa la mia. Nel dopoguerra, le testimonianze dei partigiani italiani furono decisive per liberare
liberare Anatolij dai campi di filtraggio dove era finito una volta rimpatriato, insieme agli altri soldati sovietici che erano stati catturati durante il conflitto. Nel 1942 Stalin aveva infatti impartito l'ordine numero 227, nessun passo indietro di fronte al nemico. Se uno veniva preso dai tedeschi e imprigionato, anche solamente imprigionato, ma anche era già traditore. Così molti decisero di combattere tra le file della resistenza italiana anche per riscattarsi. Una volta ricostruita la sua vicenda, l'ex partigiano fu riabilitato dalle autorità sovietiche e onorato anche con un busto nella città di Bratsk. Tornato a vivere in Siberia, conobbe lo scrittore sovietico Yevgeny Yevtushenko, che si ispirò a storie come quella di Anatolij Tarasenko per i versi della famosa poesia Lacrime italiane.